Cari telespettatori, ben ritornati con noi. Ci fa piacere, siamo contenti di avere qui con noi, ci mancava un po' Davide Cecchinato, dottor Davide Cecchinato, che è il presidente di Adiconsum del Veneto. Buon pomeriggio, grazie per l'invito. Allora, averla con noi vuol dire parlare dei problemi di tutti quanti noi, di tutti i cittadini, dare suggerimenti che sono sempre estremamente importanti e utili. Voi avete fatto diverse campagne di sensibilizzazione per attenzionare su alcuni aspetti. Tante volte abbiamo parlato delle bollette, c'è stato quindi questo passaggio. Stavolta parliamo di tutto un po', perché avete dato alla vita un bellissimo opuscolo, che è bello, un bel malloppino tra l'altro, che adesso lo vedremo anche insieme, dove date i suggerimenti come risparmiare oltre 5.760 euro all'anno conducendo la vita normale, tranquilla. L'unica cosa, porre attenzione alle normali azioni quotidiane. Guida al risparmio, bellissimo. Guida al risparmio, il nostro slogan potrebbe essere, ed è sicuramente una delle azioni più importanti che stiamo mettendo in campo, devo dire la verità, un po' da qualche anno a questa parte, soprattutto quando l'inflazione è schizzata qualche tempo fa e quindi le famiglie ci chiedevano come potevano risparmiare qualche soldo, o limare sulle spese e mettere da parte delle risorse. Abbiamo così voluto fare un approfondimento, un'analisi su quelle che sono le aree di intervento, di spesa che le famiglie di solito mettono in pratica, quindi l'energia, l'alimentare e i trasporti, le vediamo anche qui, l'RC auto, i mutui, e la telefonia naturalmente e quant'altro. Mettere in linea tutte queste voci di spesa, prendere un gruppo familiare di 4 persone, 2 adulti, 2 bambini e capire che azioni possono mettere in campo per limare le loro spese. Abbiamo ormai, e vi dicevo, questa è la terza edizione della guida, una certa dimestichezza nel poter evidenziare come le possibilità di risparmio, una tantum naturalmente, a meno che non ci siano sempre offerte più vantaggiose, ma poi una volta fatta la scelta diventa un po' più difficile, e la possibilità di risparmio riguarda parecchie migliaia di euro, soprattutto se andiamo ad incidere su quelle voci che sono le più importanti, quindi l'alimentazione, la spesa nei supermercati, tante volte prendere prodotti di marca non premia, forse premia la qualità, ma non sempre, perché ci sono anche linee di prodotti diciamo sottomarca che hanno una buona qualità, magari fatti dallo stesso produttore che normalmente vende con il marchio riconosciuto. Questo perché? Perché tante volte la produzione è in esubero e pur di vendere il prodotto si preferisce scontarlo, chiaramente senza andare ad intaccare quello che è il marchio commerciale principe e civetta, ma andando a creare dei sottomarchi. Quindi anche nella spesa, ad esempio, sono tantissime le possibilità di risparmio. È chiaro che è necessario avere tempo, bisogna fare delle piccole indagini di mercato, ed oggi il tempo è tiranno perché tutti noi ne abbiamo poco, ma chi lo ha lo faccia fruttare, perché facendo dei sopralluoghi anche negli esercizi commerciali si possono avere dei grandi risparmi. E ci vede il sacchetto pieno della spesa, e che invece che costare X000 ne costa molto meno, è un dato di fatto, senza andare nelle... E attenzione poi anche a delle piccole pratiche, quelle che possono essere ad esempio evitare di prendere confezioni troppo grandi. La confezione grande sia di prodotti cosmetici, penso al bagnoschiuma, allo shampoo, ma anche di biscotti o di altro, di carne, quello che volete, sono un'arma a doppio taglio. Nel senso, da un lato costano meno però. Costano meno, è vero, però attenzione, costano meno perché? Perché si sa che vengono utilizzati di più e anche talvolta sprecando. Cioè, se io ho il contenitore del bagnoschiuma, faccio per ipotesi, bello grande, so sicuramente che ce n'è parecchio, magari eccedo e utilizzo più quantità di quella che mi serve. Ma questi sono studi, adesso sembra quasi una buttata quella che io ho fatto, ma in realtà sono proprio i veri studi che vengono fatti sulle dinamiche di consumo del consumatore e quindi poi messi in pratica da chi commercia i prodotti. Se io invece posso acquistare sempre la mia confezione abbondante, magari poi porzionarla.
Anche la carne che magari costa meno, c'è la super offerta tante volte, la posso congelare invece che mangiarla tutta. E chiaramente mi devo ricordare però queste dinamiche, perché altrimenti, se non ci faccio caso, sono invogliato a consumare di più di quello che mi serve. Tra l'altro c'è anche una grossa conseguenza sullo spreco alimentare, che purtroppo nei nostri paesi cosiddetti civilizzati raggiunge veramente delle quote altissime. E va insegnato anche ai bambini, perché questo è un altro problema. Va insegnato anche ai bambini, ma si impara da piccoli. Anche gli adulti devono stare attenti. Io recentemente ho avuto occasione di partecipare ad un convegno del patron del Last Minute Market, che è quell'associazione nata a Bologna che recupera gli alimenti che non sono ancora scaduti in eccesso per ridarli a chi fa solidarietà e quant'altro, e diceva che mediamente noi sprechiamo ogni settimana circa 300-400 grammi di cibo. E tra l'altro buttiamo nella pattumiera proprio tutti gli ingredienti della dieta mediterranea. Perché sono quelli che si decompongono prima. Sì, sono quelli più volatili chiaramente, ma anche sono quelli che fanno meglio al nostro corpo. Noi siamo la patria della dieta mediterranea e la buttiamo nel cestino. Questo dovrebbe sempre riflettere su queste cose qui, è vero, perché poi mangiamo cibi che non ci fanno bene, però sono quelli che sono pieni di conservanti, che durano una vita e che messi là in dispensa li ritroviamo sempre, però c'è una ragione per cui li ritroviamo. Tra l'altro, secondo questo studio, chi spreca di più sono proprio le persone che hanno meno risorse, perché a causa del cibo spazzatura che si trova in grandi quantità in tutte le città come offerta commerciale, dei ristoranti che mettono in vendita, anche i supermercati, insomma, delle derrate alimentari che costano poco, si è invogliati a comprare di più anche se si ha poco denaro e sprecare di più, che è allucinante se ci pensiamo, perché io che ho meno compro di più, mangio di più, con tutte poi tra l'altro le conseguenze a livello di salute, e spreco anche di più. È veramente una contraddizione che deve essere risolta, perché non dovrebbe esistere. Assolutamente. Questo è lo spreco negli acquisti di tutti i giorni, che è fondamentale porre un po' di attenzione. Poi c'è il discorso dei consumi dei servizi acqua e gas e anche energia elettrica. Anche lì stiamo parlando di abitudini. L'acqua che la lasciamo correre del rubinetto sono litri e litri, il rubinetto che gocciola, e se a forza di gocciolare le bollette si fanno sentire, è sacrosanto. Certo, c'è anche un grosso tema per l'acqua relativo alle perdite occulte, cioè quelle perdite, banalmente anche lo sciacquone che non è perfettamente funzionante, che quindi lascia correre un po' di acqua, che però nelle ore nottetempo, anche di giorno, produce parecchi consumi e spreca naturalmente acqua. Quindi dobbiamo anche essere in grado di manutentare in maniera specifica ed efficiente i nostri impianti dell'acqua, ma anche dell'energia elettrica e soprattutto del gas, perché anche quello, al pari dell'energia elettrica, è molto pericoloso. L'energia elettrica, ci sono altre attenzioni da porre? Assolutamente sì, perché dal luglio scorso è stato abolito il mercato tutelato, adesso tutti sono nel mercato libero, a parte chi rientra nelle condizioni per accedere al mercato della vulnerabilità, che così semplificando possiamo dire essere il tutelato per determinati soggetti più anziani o più deboli, e chi è nel mercato libero deve, anche prima si diceva, come si diceva prima, fare delle piccole ricerche di mercato, perché oggigiorno nel mercato libero troviamo delle grandi possibilità di risparmio, ma troviamo anche delle offerte commerciali che sono del tutto gravose e che magari non gravano pesantemente sulla nostra finanza. Comprate l'insalata sfusa, fateci caso, risparmierete uno sproposito, e poi lavarla ci vuole esattamente 3 minuti. Lasciate in ammollo e secondo me è anche più sana. Sono perfettamente d'accordo, tra l'altro l'insalata confezionata e lavata è una grande comodità, tutti a volte la compriamo, però attenzione, è quella che costa di più in assoluto, e parliamo di insalata, non parliamo... E poi c'è la plastica anche... C'è il problema naturalmente in parte risolto, talvolta alcuni esercizi più sensibili utilizzano dei prodotti che sono
biodegradabili, però il costo di quel prodotto alimentare semplicissimo, l'insalata la coltivavamo nell'orto fino a pochi anni fa, adesso per questioni di tempo e quant'altro la prendiamo al supermercato, quella in busta, lavata e confezionata ha un costo spropositato rispetto invece all'insalata che possiamo acquistare così sfusa dal fruttivendolo o al supermercato. Chiaro che anche qui il tempo, dobbiamo avere la possibilità di lavarla, ma non ci vogliono grandi tempi per farlo, comunque di lavorarla un po' prima di condirla, di utilizzarla. Ad esempio, noi non siamo più abituati a mangiare la frutta e la verdura che viene, non so, dal nostro orto, perché ormai pochi, o dal nostro giardino, pochi ce l'hanno, però se abbiamo qualcuno che ci regala talvolta un po' di insalata o di frutta, possiamo apprezzare anche il gusto più genuino, più saporito di questa verdura, di questa frutta che è stata coltivata diciamo in modo domestico. Chiaro che va lavata, non è perfetta, c'è qualche ammaccatura, l'insalata magari piena di terra, c'è qualche insetto, però questo è la natura, dobbiamo anche un po' riabituarci a questo, altrimenti dobbiamo pagare, dobbiamo impiegare gran parte, non dico del nostro stipendio, però del nostro budget alimentare per comprare i prodotti perfetti, lavati, ma ben cari. Parlavamo prima del capitolo in un altro messaggio, grazie per tutti questi ottimi consigli, probabilmente se stiamo attenti a seguirli ho calcolato che mettiamo da parte anche più di 1.000 euro l'anno. Assolutamente, sì. Sono d'accordo. In realtà alla fine di tutto qua sono su 5.000. Sono 5.000, ma nel settore alimentare sono più o meno quella cifra lì, però con una ricerca ancora più puntuale, più specifica, si possono arrivare a cifre anche più importanti. Mi dà l'occasione tra l'altro questo messaggio per citare anche quel fenomeno di mettere in vendita dei prodotti nella stessa confezione ma con un peso inferiore, quindi attenzione anche a leggere le etichette e tutti i contenuti presenti sui prodotti. È vero, bisogna stare attenti. Andiamo in pubblicità qualche secondo, poi proprio un cenno ai raggiri telefonici su luce gas, perché sono frequenti, ci sono stati anche segnalati, voi dedicate proprio anche una pagina specifica e quindi parliamo anche di questo, ma poi vediamo anche altri tipi di risparmi, comportamenti virtuosi da tenere. Tra poco.